La mia prima vendemmia da assessore è stata una vendemmia buona e anche alcuni aspetti eccezionali. Ricordiamo in Veneto ci sono 80.000 ettari di vigneti, abbiamo 37.000 aziende vitivinicole presenti con un fatturato di 1 miliardo e 670 milioni di euro, quindi sicuramente un comparto vivissimo, importante, che cresce a due cifre e che rappresenta il 31% dell'export veneto e il 32% comunque dell'export nazionale, quindi sicuramente è un comparto importante, in un momento in cui gli altri comparti purtroppo della nostra agricoltura rivestono e hanno grandi difficoltà nei prezzi e nei prodotti e nella collocazione dei prodotti. Il reparto vitivinicolo veneto, con le sue eccellenze, con i suoi DOC, con i suoi GP, è naturalmente la punta di diamante dell'agricoltura veneta. Ricordiamo solo, e non voglio naturalmente ribadirlo, ma comunque il Prosecco, e quindi il DOC, ma anche l'Amarone, il Valpolicella sono le nostre punte di eccellenza all'estero. Abbiamo mercati che sono aperti nel nord Europa, in Inghilterra un mercato vivissimo, nel Nord America, ma anche il resto del mondo e la Cina che stanno importando grandi quantitativi dei nostri prodotti, e quindi la presenza in questi mercati è assolutamente essenziale e anzi da promuovere ancora di più per essere comunque fattore di trascinamento anche per gli altri comparti dell'agroalimentare veneto. Il settore vinicolo non sta patendo la crisi fortunatamente, magari qualche problema dal punto di vista climatico in quest'anno che è stato soprattutto nella prima parte e in questa parte molto siccitoso e caldo, ma comunque che dà al nostro prodotto un valore eccezionale dal punto di vista qualitativo, e quindi avremo grandi quantitativi, una buona qualità, e quindi sicuramente rappresenteremo anche dal punto di vista internazionale i nostri prodotti nei grandi mercati. I punti dolenti sono quelli comunque che mancano ancora molti spazi, ettari, soprattutto alcuni vigneti che comunque noi adesso andremo a rivedere, a implementare, perché manca il prodotto e quindi c'è un surplus di richiesta e non c'è dall'altro canto, manca proprio il prodotto, e quindi sicuramente adesso avremo dei confronti anche con le categorie economiche e con i produttori e comunque i consorzi per vedere come mettere in moto nuovi ettari, soprattutto per quanto riguarda il prosecco. Dobbiamo portare avanti anche la DOC del Pinot Grigio, che darà insieme a quella del prosecco e le altre DOC del Veneto ancora un incremento maggiore in questo settore.